Al via ieri la cerimonia di consegna dei diplomi e degli attestati relativi all'anno scolastico 2021-2022 che si è svolto presso il liceo Empedocle di Agrigento, diretta dalla dirigente scolastico Marica Gatto. Con la toga e il fiocco gli alunni più meritevoli. Contestualmente si è svolta anche la 11ª edizione della consegna del premio dedicato a Giovanni Finazzo Agro e la prima edizione del premio dedicato a Maria Rita Buscemi, dirigente scolastica prematuramente scomparsa, istituito dalla famiglia Tedesco per onorare il ricordo della propria congiunta a testimonianza del suo valore umano. Allora, quest'anno abbiamo ripreso con una cerimonia pubblica la consegna del premio Finazzi Agro e anche quest'anno si è aggiunta la prima edizione del premio dedicato alla dirigente Maria Teresa Buscemi. Il primo è andato allo studente Alfonso Galletto, il premio invece Maria Teresa Buscemi è andata a Chiara Crescenzo. È un momento molto importante per la nostra scuola e si sta svolgendo, come vedete alle mie spalle, nel momento della consegna dei diplomi ai nostri studenti che hanno sostenuto quest'anno l'esame di Stato, di cui siamo chiaramente molto fieri e orgogliosi. Che valenza assume questo premio? È un premio che premia appunto, scusando il gioco di parole, l'eccellenza, la meritocrazia, l'essere bravi non solo a scuola ma anche nella vita. Sono ragazzi che si sono spesi a 360 gradi, bravi sui banchi di scuola, bravi anche nei confronti delle relazioni umane, di tutto quello che hanno saputo creare attorno a sé. Ragazzi che sicuramente faranno ancora parlare di sé nella vita che adesso li attende. Un anno che si è concluso brillantemente e si guarda già al futuro, Presidente? Sì, si guarda al futuro, stiamo già preparando il nuovo anno scolastico, abbiamo avuto anche oggi la presenza dell'Ordine dei Medici, della persona del dottore Traversa, con i quali continua la collaborazione anche per l'anno che verrà, per le nuove terze liceo e in ogni caso si sta preparando veramente tanto per i nostri studenti che sceglieranno ovviamente la nostra scuola. Qualcosa di novità che ci può anticipare? Novità tantissime, abbiamo diversi progetti legati all'ampliamento dell'offerta formativa, legati appunto all'utilizzo del pensiero computazionale, legati alla didattica in chiave appunto moderna e non soltanto studiata sui libri di scuola, quindi molti laboratori, debate, un po' le novità che già vi avevo accennato che adesso continuano a concretizzarsi. Abbiamo qui i vincitori, premio Finazzi Agro, avvocato Giovanni Finazzi Agro, premio Maria Teresa Buscemi, la dirigente scolastica. Abbiamo qui il nostro studente della terza B, Alfonso Galletto, e la nostra studentessa Chiara Crescenzo della classe quinta BM, quinta BM. Va bene, allora sono molto emozionata anche io come vedete perché ci troviamo in presenza di due eccellenze, come dicevamo poco fa, due chiaramente studenti che si sono contraddistinti non solo sui banchi di scuola ma anche nella vita, all'interno del gruppo classe, nelle attività extracurricolari, hanno dato sempre il massimo e questo chiaramente ci inorgoglisce e ci fa onore a tutti noi e gli auguriamo, come abbiamo già fatto, di avere gli stessi risultati nella vita che li attende. Io ringrazio il liceo classico e musicale Empedocle, il dirigente scolastico e la famiglia Finazzi Agro per avermi concesso questo privilegio e sono molto onorato. Nome e cognome per il Galletto Alfonso. Ecco, come capitalizzerai questo premio? Penso di utilizzarli in situazioni universitarie per magari anche un master, esatto. Ecco, conosciamo l'altra, allora nome e cognome per i titoli? Chiara Crescenzo. Io non saprei cosa dire in realtà perché sono senza parole dall'emozione, però non posso fare altro che porgere i miei ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito a rendere il mio percorso ciò che è stato. Questi soldi credo che ne farò un utilizzo simile ad Alfonso. Didattico, magari. Sì, assolutamente.